del nome d'arte. Ok. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, il nome d'arte arriviamo più di 10 anni fa più o meno. Noi da ragazzini facevamo... allora, andavamo in giro per le case a scrivere le nostre tag perché proveniamo dal writing, insomma, il ragazzino ognuno aveva il suo nome in codice, diciamo. Quindi se qualcuno di voi ha la casa deturpata, non sono stato controlli che allora, ti chiamo Federico, sì. Certo. 23 anni, giusto? E mi hai detto, l'altro giorno abbiamo un po' chiacchierato, sono 10 anni, 10 anni. E quindi raccontaci un po', cioè tu a 13 anni invece di andare nei giardinetti a... No, vabbè, andavamo anche nei giardinetti, però cosa è successo? Che facendo la musica rap parte della cultura, il pop che noi già seguivamo, ho così iniziato, ho provato a scrivere dei pensieri così nulla, trovandomi poi con degli amici con cui tutt'oggi poi porto avanti tutto questo, ci siamo messi insieme per creare un gruppo e un piccolo studioso di registrazione che con negli anni è migliorato a livello di attrezzatura eccetera, e oggi iniziamo i nostri lavori. Quindi è partito tutto più o meno come un gioco, adesso stiamo provando a farlo diventare sempre più una professione. Speriamo. Ci dici un pochino di più su quella che è la musica rap, cioè come si costruisce una canzone, nasce prima la musica poi la canzone o viceversa, cioè come qualcosa di più sulla... Sì, allora, credo che innanzitutto sia un po' soggettiva come cosa, nel senso che io personalmente preferisco avere prima la strumentale che viene prodotta da dei beatmaker, dopodiché o perché ho già un argomento in testa che voglio sviluppare o perché quella base mi dà una determinata sensazione più che un'emozione. sì, e quindi lavoro in questa maniera, mai delle volte in maniera specifica, delle altre lascio che sia un po' l'ispirazione a prendere. Bisogna avere un'indole per diventare rapper, si può studiare, approfondire oppure... Allora, sinceramente è una roba che mi hanno chiesto di fare anche relativamente da poco, cioè fare una sorta di scuola di rap. All'inizio io ci sono rimasto un po' così perché ho detto ma il rap come si fa a insegnare come si scrive, perché per noi è stata una roba molto naturale, nel senso mai dettata da qualcos'altro, se non dal fatto che è innanzitutto una parola di sfogo assurda, fare musica in generale. Però comunque sia una roba che si può coltivare, nel senso che se uno ha già di per sé questa passione, affiancata a una persona che magari ha dell'esperienza, può migliorare e continuare a fare sempre meglio. Allora, tu ovviamente sei un rapper di canto in italiano, non hai ancora toccato altre lingue? No. Ti volevo chiedere se c'è qualcosa che ricorre nei tuoi testi, se c'è qualcosa c'è qualche messaggio magari nascosto che si può rivelare. Fondamentalmente credo che sia una cosa di tutti gli artisti che stanno lì a cercare un po' di scoprirsi attraverso le canzoni, quindi anch'io molto spesso in certe canzoni scrivo delle cose che magari tenevo nascoste o comunque non conoscevo a 360 gradi, mettendole su una canzone riesco a tenerle lì, quindi quello che può ricorrere nelle mie canzoni è sempre molto personale, però cerco di avere degli argomenti in cui chiunque ci si possa rispecchiare. Sì. Pensi che la musica rap più di altri generi musicali possa lanciare dei messaggi, possa arrivare in maniera differente, oppure anche la musica volendo può raggiungere tutti i cuori e le teste delle persone? Allora, secondo me a oggi ti dico che la musica rap è innanzitutto la musica che ascoltano di più i ragazzini, o comunque i target d'età a cui ci rivolgiamo, e quindi è quella che riesce ad arrivare di più rispetto ad altri generi musicali. Uno, perché comunque il linguaggio che viene utilizzato è quello, e quindi il ragazzo che ascolta ci si rivede già da quello. Poi comunque anche gli argomenti trattati fanno parte, diciamo, della fase adolescenziale o comunque di una maturità che cresce in cui ci puoi rivedere subito. Quindi
Secondo me sì, è il genere che per ora riesce a mandare un messaggio più diretto possibile ai giovani. Fino a che età si può rimanere Ma qualunque età, ci sono rapper in attività che hanno oltre 40 anni per dire. E sono giovanissimi, oltre 40 anni, scusa. Allora, la musica rap in qualche modo secondo me è un po' snobbata. Io ho questa sensazione perché vengono prima gli altri generi, però mi sembra che ultimamente ci sia un po' ci si sta un po' rivedendo, perché anche gli artisti che fanno magari musica leggera stanno cercando anche di fare delle piccole collaborazioni con i rapper. Tu me ne hai raccontato anche qualcosa? Sì, quello che sta succedendo negli ultimi anni è che la musica rap sta raccogliendo il seminato di 10 anni e passa di sbattimenti da parte di chi sta più in alto. Quindi cosa succede? Succede che oggi il rap è nelle prime posizioni delle classifiche film e iTunes, quindi è il genere che in assoluto sta vendendo effettivamente i dischi. Per quanto riguarda gli altri cantautori italiani, evidentemente si sono accorti per una questione di stimo, perché comunque per una questione anche di immagine, le collaborazioni tra rapper e cantautori come Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti o piuttosto Francesca Michelin che ha un X Factor, cioè sono tutte delle collaborazioni che stanno prendendo piede, insomma, quindi è un genere che sta arrivando in TV e in radio molto più di prima, vengono invitati durante eventi molto grossi a livello italiano, quindi si sta prendendo il suo spazio. Senti, invece il freestyle è una deviazione, cioè una parte del rap, che cos'è esattamente? Allora, il freestyle praticamente succede questo, è niente di meno che improvvisare le rime, come poi magari le puoi sentire in un testo, solo che vengono proprio improvvisate sul momento. La modalità è quella di una battle tra due persone che diciamo sparano a zero o comunque se gli viene dato un argomento improvvisando tutto quello che dicono, quindi se... Ma scusa se ti interrompo, un po' come le gare poetiche che ci sono sì, assolutamente, praticamente è quello, niente, nei contest che vengono organizzati c'è una giuria che valuta o piuttosto il pubblico, c'è da divertirsi perché se sono davvero bravi ridi tanto. Ci credo. Se possiamo farlo un paragone tra i tuoi coetanei di oggi, tu comunque hai 23 anni ma sembri molto più grande, nel senso che comunque hai fatto tante cose, ma sei sposato e soprattutto invece i tredicenni di oggi rispetto ai tuoi 13 anni, cioè io penso che comunque quello che hai fatto, la musica sia un elemento importante che possa portare i giovani a comunque a costruire su qualcosa di diverso che non sia magari, io faccio un esempio dei videogiochi, ma possono essere anche deviazioni sociali sulla strada che non vanno bene. Sì, assolutamente, io la differenza la vedo perché ci sono abbastanza a contatto con gli adolescenti di oggi, quindi quello che vedo è un po' una mancanza di stimoli nell'avere un hobby piuttosto che una passione più grande, eccetera, perché i social network, i videogiochi e tutto questo hanno preso il sopravvento su altre cose, non fosse altro uscire in giro e vedere che cosa c'è fuori di casa, quindi è tutto un po' virtuale, non sanno mai se la realtà che stanno vivendo è quella piuttosto che un'altra, quindi la differenza che vedo è quella, quindi anche quando vengono proposti determinati eventi piuttosto che determinati corsi o workshop vengono un po' snobbati perché comunque hanno tutto abbastanza a portata di mano, vanno su internet e trovano qualsiasi cosa, quindi magari pensano che non ce ne sia bisogno, che comunque non valga la pena di uscire di casa per fare determinate cose. Non sono tutti così, no, una cosa generale che io vedo. Senti, quando questa tua passione è diventata un po' importante, come hanno preso in famiglia? Visto qua c'è tua mamma, c'è tua sorella, come l'hanno vista una cosa di preoccuparsi? No, beh, sì, si preoccupano quando sono stanco, morto da 2020. Però no, mi ha sempre supportato anche economicamente, perché comunque ha delle spese fare tutto questo molto interessanti, più l'ambizione cresce, più anche i costi aumentano, perché non avendo una discografica o una casa di produzione dietro, tutto ciò che facciamo è autoprodotto e autofinanziato. Sì. Hai parlato
parlato prima di social network, di web, quanto è importante per te? So che hai comunque un tuo sito, poi c'è la pagina Facebook, quanto è importante rimanere attivi e arrivare insomma alle persone con poi adesso sappiamo tutto, sappiamo quante persone visitano il sito, sappiamo... Per me è fondamentale, nel senso che proprio perché so che i ragazzi passano gran parte del loro tempo sui social, il mio modo di promozione più diretto per promuovere dischi, video, eventi, qualsiasi cosa passa per i social network, viene pubblicizzata tramite quello, quindi io ci dedico tanto tempo a curare i social, tantissimo, quasi una malattia, perché stai sempre lì a controllare chi ha messo mi piace, ma i fan ti cercano, ti piace? Sì, è una cosa, è la cosa probabilmente più bella, quello che magari crei attesa, e quindi sai che c'è della gente che si aspetta i tuoi lavori, che magari si è trovata lì vicino, viene a vederti, e quella è la cosa più bella che ti fa. Ti sprona anche ad andare avanti, perché sono quelle le soddisfazioni che alla fine vai a cercare prima di tutto. Quello che ci serve a noi è quello, avere un pubblico che comunque ci segue. Ovviamente quello a cui puntiamo è avere un pubblico reale, ovvero che se io faccio una data da qualche parte, effettivamente la gente che c'è sul web si trasforma anche in gente reale, perché se uno sul web rischia di portarti fine a se stesso e non avere un riscontro a livello di numeri durante i live. Abbiamo per esempio qua, quando facciamo gli eventi abbiamo magari 100 partecipi, poi vengono in 20. Esatto. Senti, hai parlato di difficoltà anche economiche, però so che hai per esempio stretto un bel rapporto di collaborazione con una industria dell'abbigliamento. Com'è nata questa? Perché è una cosa un po' curiosa. Sì, allora, all'inizio del 2012, quando è uscito il mio primo disco da solista, tra i negozi di Oristano in cui io volevo farlo vendere, insomma, c'era Sandre, che è un negozio di abbigliamento in via Figoli, a cui ho portato il disco e a cui ho fatto vedere il primo video estratto. In questo video avevo casualmente una sua felpa e nulla, mi ha proposto questa collaborazione a livello di sponsor con abbigliamento durante i live, durante i video, che va avanti tuttora. Sì. Io chiederei poi a Mattia se ci manda il video sottofondo appena. La domanda che volevo arrivare a chiederti era proprio realizzazione di video, ho visto che sono comunque anche in zona, no? Riconoscibile, e la grafica, quindi si cura un pochino l'aspetto comunicativo dal punto di vista delle foto, le scelte. Allora, sì, partiamo dalle foto, sì, ci sono due persone che ci lavorano dentro queste cose. Per quanto noi comunque da autodidatti abbiamo sempre provato a poterci mettere mano, però ogni volta che vuoi provare a fare uno step in più ci dobbiamo rivolgere a dei professionisti, quindi quando siamo rivolti a dei registi ci rivolgiamo a dei fotografi piuttosto che a dei grafici che ci facciano questi lavori. Quindi sì, a livello di fotografia noi lavoriamo con una fotografa che è fatta qua in Jacopo, Massimo Serra, i video che vedete sono curati da Giampaolo Stangoni, un regista di Sassari. La scelta di come realizzare il video che l'ha fatto? Ma è una scelta a due teste, sì, cioè ci lavoriamo assieme, la sceneggiatura viene scritta assieme, le location lo stesso, le comparse, ci smettiamo poi il lavoro con il regista, sì. So che tu sei anche un organizzatore di eventi, ci dici qualcosa di più? Sì, allora io è circa 2 anni e mezzo che collaboro con un'associazione che si chiama Delsinis, che organizza questo evento che si chiama Street Art, che cambia nome a seconda della location che ospita l'evento, insomma. Io mi occupo solitamente della direzione musicale, quindi magari contatto gli artisti, mi occupo... Hai allargato insomma la tua passione anche... Sì, ma anche perché comunque è una roba che sin da piccoli abbiamo avuto modo di organizzare noi degli eventi qua a Oristano, e quindi abbiamo usato spesso le porte del comune per organizzare degli eventi, quindi quando c'è stata la possibilità di farlo in maniera ancora più seria, sì, non ci siamo tirati indietro. Volevo toccare un tasto un po' dolente per quanto riguarda Oristano. Ho la sensazione che sia molto più vivo in tutto il circondario, i paesi che teniamo vicino, non so, c'è la consulta giovane di Bauladu, e poi c'è Simagis che ogni anno i concerti estivi a Palmas, che
Oristano non finanzia più che altro, ecco cosa succede senza girarci molto intorno, sì. Infatti l'ultimo evento che abbiamo organizzato a settembre è stato autofinanziato dall'associazione Festivalis. La differenza è che anche il pubblico di questi paesi che tu hai nominato risponde, nel senso che il comune che magari spende perché vede che c'è risposta, si trova anche non costretto, però la gente lo chiede, lo vuole e quindi lo fa. Perché magari meno eventi da finanziare rispetto a che una città più grande. Ma sì, può essere, però se parliamo per un discorso rivolto ai giovani, io punterei di più su eventi del genere, non prettamente rap, di qualsiasi genere musicale che possa andare in quel momento e spingere, perché è bello vedere la piazza piena, però le soliti magari disagi, per carità, massimo rispetto, però per i giovani ci vuole la musica che sta andando in quel momento, che li attiri, che li voglia anche uscire piuttosto che stare sempre nei soliti. Senti, ci racconti qualcosa dei tuoi primi concerti, che ricordi hai, dove infatti come sono stato? Allora, i primi concerti, i primi live che abbiamo fatto, aiuto, un po' catastrofici, nel senso che non avevamo l'esperienza e quindi qualche gaffe, qualche dimenticanza, sì, assolutamente. Ora non ricordo nella fattispecie, sicuramente erano fuori stanno i primi. Poi abbiamo comunque sempre stretto amicizie con i gruppi di tutta l'isola e quindi abbiamo avuto la fortuna di girare un po' e conoscere, fare un po' di esperienza. Hai nominato gruppi dell'isola, ti chiedo i rapporti con gli altri rapper isolani, ma anche non, perché magari comunque hai potuto conoscere anche altre persone della satellite. Sì, allora collaboriamo con la gran parte di questi artisti, cioè arrivi a un certo punto in cui o ti notano o comunque li conosci, tu vai live e quindi hai modo di stringerci amicizia piuttosto che collaborazioni che poi si trasformano in una canzone assieme. Quindi sì, diciamo di sì, che la situazione è abbastanza buona. Sì, per quel che riguarda quello della Sardegna, io ho avuto modo di collaborare con un rapper che fa parte di un gruppo abbastanza grosso a livello italiano, si chiama Raiden, non c'è ancora, quando passa il video te lo ricordo. Sì. Senti, invece esperienze fuori isola, c'è stato qualche approccio insomma sul continente come abbiamo fatto? Abbiamo fatto 2 settimane fa un'audizione a Milano per una sorta di festival a livello internazionale. Poi i primi di settembre a Treviso per un concorso che avevo vinto online su Facebook, quindi sì, abbiamo fatto queste 2 esperienze e ci siamo divertiti molto. Sì. Senti, contaminazioni con altre forme d'arte, prima tu hai nominato l'hip hop che ben si lega al genere rap, ma c'è la possibilità di fare altre cose, non so, una pittura estemporanea nel suo momento mentre uno canta, o avete già fatto qualche esperienza? Ma allora io cerco sempre di portare anche sul palco qualcosa di originale, quindi anche durante l'ultimo live Oristano ho avuto il piacere di avere uno spettacolo di fuoco fatto da Jonathan, che tra l'altro è qua e salutiamo. Ciao Jonathan. Non si è bruciato quindi? No, assolutamente. Quindi diciamo che le contaminazioni le inserisco, magari anche nei video inserendoci i ballerini di breakdance o roba del genere. Sul palco magari fare graffitare non ho mai provato, però è una roba fattibilissima. Sì. No, allora, l'ultimo lavoro si chiama Tutto d'un fiato, è un EP di 7 tracce che ho realizzato in breve tempo, diciamo, con le strumentali di 2 beatmaker di Roma che hanno creduto nel progetto e che abbiamo mandato avanti. Rispetto all'altro è un po' più personale, diciamo. Volevo qualcosa che scorresse abbastanza, senza troppi fronzoli che arrivasse. Diciamo, ho creato queste 7 tracce che assieme all'altro disco adesso mi accompagnano durante il live, diciamo. A livello di riscontri è lo stesso, è andato bene perché comunque il miglioramento c'è stato sia qualitativamente che a livello di scrittura, quindi sì, sono abbastanza contento, sì.
Stai già lavorando su qualcosa di futuro? Sto iniziando perché per fortuna è stata un'estate abbastanza movimentata e quindi non ho avuto minimamente tempo per pensarci. Cioè ho messo da parte un po' di idee, un po' di bozze, queste cose, sto aspettando in queste settimane delle strumentali nuove per iniziare il nuovo lavoro. Senti, il tuo sogno? Lavorare con qualcuno, o andare a fare un concerto da qualche parte? Dimmi tu. Ma poi mi piacerebbe collaborare con le persone, con gli artisti che io seguo da quando sono piccolo, quindi quello sì assolutamente, questo mi dice il sogno è che tutto questo diventi poi effettivamente una professione, quindi venga fatta a livelli davvero alti. Vuoi vivere qui? Cioè ti piace l'idea di vivere qui e poi magari andare fuori, o comunque nell'area cerchi l'ipotesi di dover andare fuori? Ma allora, purtroppo il centro del rap o dell'hip hop italiano è Milano, non è qua, e quindi anche per un discorso di costi, l'ho visto facendo queste due date fuori, comunque sia mettere a correre i costi di biglietto eccetera per chi ti contatta è sempre una spesa, mentre essendo già nel resto d'Italia con treni o con flight sei molto più tranquillo, quindi effettivamente sì, non è da accantonare l'idea di doversi trasferire. Senti, raccontaci un po' di più appunto dei tuoi compagni di viaggio che avremo modo anche di vedere. Sì, tanto sono qua, allora uno lì in fondo è il mio beatmaker MC preferito, è il mio produttore di base, si chiama Pablo, invece qua dietro la videocamera c'è Pino Smiffi, nulla, con loro ho iniziato e continuo tutto questo, faccio le date, i dischi e tutta, siamo un gruppo insomma. Prossimo concerto? Prossimo concerto siamo il 16 novembre a Puglia, se non sbaglio. Io ultimamente sto iniziando a collaborare con un DJ, non so se il collettivo lo conosciate, si chiama Reamico, il collettivo in cui lavora, assieme a un fotografo e sempre a Jonathan. Stiamo organizzando una sorta di pack da proporre ai locali, alle discoteche, alle feste piuttosto, e queste date fanno parte di questo, diciamo, pacchetto. Ascolta, le radio vi seguono, almeno quelle locali? Ma no, il discorso radio è molto brutto, nel senso che a parte qualche web radio, che però è sempre una situazione underground, anche la radio che magari ti può supportare, le radio grosse no, anche perché investono in quello che comprano e quindi passano quello che dicono loro e basta. Anche per la musica di alti livelli comunque è difficile, a meno che non facciano il singolo come pronti partenza via di fibra, è difficilissimo che vengano passate costantemente come magari altre canzoni che sentiamo tutto il giorno. I brani che ci fai sentire? Allora, faccio, se non sbaglio, tre brani estratti da Tutto un fiato. Allora, uno di questi è il primo singolo che ho lanciato, di cui è uscito il video, si chiama Tutti mi vorrebbero, ed è un pezzo un po' metaforico che, diciamo, il titolo stesso, Tutti mi vorrebbero, richiama un po' al fatto che le persone che ci circondano ci vorrebbero magari diverse piuttosto rispetto a quello che magari siamo, da tanti punti di vista, dal modo di vestirsi o dalle persone che si frequentano, dalle abitudini, tutte queste cose, quindi ho voluto ironizzare e anche far riflettere su questo. Poi, se non sbaglio, un altro dei pezzi si chiama Il vetro e la plastica, è una metafora insomma sulla divisione che ho voluto fare tra le persone, insomma, dividerle un po' come il vetro e la plastica. Ci metti anche politica in mezzo ai tuoi testi oppure ne siamo un po' fuori? No, io al contrario di altri non ho mai fatto politica, lo lasciamo fare a chi non la sa fare. Nelle canzoni secondo me è giusto scrivere altro, per fare politica bisogna avere delle competenze che per carità molte persone hanno e le mettono in musica, io preferisco trattare altro. Sì. Sì, devo chiamare il mio socio infatti, che salutiamo fa anche il spalla socio che deve lasciare i panni di cameraman per venire qua. Facciamo un paio di pezzi, non abbiamo fatto il check, quindi ci scusiamo in anticipo se non si sentirà. ma soprattutto devo andare a parlare di milione basi, quindi seguiamo allora, sì, adesso lo aspettiamo qua. Sì, lo aspettiamo qua. Nulla, se posso dire le ultime due robe. Allora, innanzitutto, se volete continuare a seguirmi, i miei profili Facebook li trovate cercando HKO,
Nulla, su YouTube, trovate tutto quello che mi riguarda, i miei video, eccetera. Di là all'uscita c'è il merchandising, ci sono i dischi, le magliette, se siete interessati lì c'è tutto, insomma. Grazie. A voi. Allora, Pino. Se arriva Pino Sini. Perché io oggi ho provato a fare rap con le mie amiche, mi hanno preso in giro. E non è da tutti, infatti uno dei pezzi che faccio si chiama Non è obbligatorio, proprio perché il rap, essendo facile, è un po' alla portata di tutti. Quindi mai dire mai, potresti fare rap anche tu. No,